Benvenuti, salve a tutti, ce l'ho fatta, non funzionava un tubo sul computer, però volevo fare una direttina così molto breve, molto veloce, questo giorno della Befana, questo 6 gennaio 2022, questo giovedì, così ci vediamo, diciamo questa Befana che tutte le feste si porta via, come si dice, si suol dire, per quanto almeno nel Lazio i ragazzi tornano a scuola lunedì prossimo, quindi oggi è giovedì, gli hanno fatto fare un ponte, diciamo, venerdì non si va a scuola, sabato, domenica e quindi si ricomincia poi la scuola se questa pandemia ce lo permetterà, ok? Invito tutti quelli collegati ovviamente a scrivere nella chat perché così possiamo interagire, visto che ho avviato questa diretta proprio per farvi vedere un po' di retro riviste che vedete sopra il tavolo, un po' di retro libri e quant'altro. Io ho messo da parte, diciamo, qualche cosa anni 80-90 c'è, poi ci sono altre cose un po' più moderne, un po' più dal 2000 in poi. Io diciamo divido un po' tutto ciò che è accaduto durante la mia vita in due gruppi, il gruppo prima dell'anno 2000 e il gruppo dopo l'anno 2000. Diciamo che per me non tanto il 2001 con quello che è successo, eccetera, meglio non parlarne. Invece parliamo dell'anno 2000 proprio come un separatore, secondo me, tra due ere. Io anche con la musica, quando diciamo facevo il DJ, sono ancora appassionato di musica, di vinili, di tanto in tanto faccio anche qualche live mixata in vinile, senza troppe pretese ovviamente, sono anche diventate molto più rare, diciamo. Però li divido la musica in due grandi gruppi che sono appunto il gruppo prima dell'anno 2000 ed il gruppo dopo l'anno 2000, ok? Diciamo che per me il prima dell'anno 2000 è tutto retro, dopo l'anno 2000 è tutto tra virgolette moderno, diciamo così, ok? Quindi non so se l'audio arriva correttamente, penso di sì, dovrebbe arrivare correttamente. E quindi niente, cominciamo appunto a vedere qualche libro, qualche rivista, magari qualche libro anche di pochi anni fa. Per esempio, ecco, guardiamo Arcadian, questa è la versione 2019, l'ultima uscita di questo tomo, io lo chiamo tomo perché guardate quanto è grande, dovrebbe essere del 2021, ok? Allora, questo è il nome dell'autore. Vedete? Questa è la copertina. Il mondo dei videogiochi e computer vintage. Arcadian. Schede dei principali giochi arcade e casalinghi. Allora, è tutta un tomo, vedete? Tutto a colori, tutto completamente a colori. Allora, qui dentro ci sono, come leggete qua, guardate, 38 schede dei videogiochi a 8 bit, 10 schede dei videogiochi a 16 bit. Ciao Vincenzo, benvenuto! Vedete? Questo è Arcadian di Adriano. Io l'ho comprato ad una fiera. Siccome adesso devo spendere altri soldini per, ovviamente ho preso un po' di riviste Zap, altre riviste, allora non ho preso gli aggiornamenti di questa, visto che tanto già il 2019, un bel tomo, e niente, lo prendemmo quando fecero
la fiera dietro alle Terme di Caracalla, mi sembra, alla vecchia Cartaria sull'Appia Antica. Dietro all'Appia Antica fecero una bellissima fiera del retro computing in generale, non era retro gaming, attenzione, lì era retro computing, c'erano un sacco di macchine, proprio computer, diciamo dagli anni 70, poi fino a, ecco, diciamo fino al 2000, fino al 2000. Allora, Arcadian è un'opera molto bella che tratta in maniera, diciamo, abbastanza dettagliata, come vedete. Io poi le tengo tutte bene, cerco di non aprirle, giusto il massimo che la posso aprire per leggerla senza rovinarla. Infatti già così io riesco a leggerla. Ovviamente sono delle cose, guardate, Dig Dug per esempio, ecco, io apro così a caso e vi faccio vedere ovviamente. Poi la qualità di questa stampa è eccezionale, è carta lucida, innanzitutto, come potete vedere, è carta lucida, una bellissima carta, e niente, le immagini parlano da sole, vedete, sono scelte accuratamente, Dragon Ninja, ok? Quindi questo è un bellissimo libro da avere. Ripeto, adesso mi pare che in giro c'è la versione 2021, perché questa viene aggiornata di continuo, viene aggiornata di continuo. Arkanoid Revenge of Do, guardate, per chi è collegato, per chi è un appassionato di retro computing, questa è una, diciamo, un manuale che va avuto, diciamo, ok? Quindi Arcadian fortemente consigliato, volevo vedere, questo ovviamente c'è scritto, qui c'è tutto l'indice, vedete, alla fine del libro, che è diviso in prima parte, seconda parte, gli speciali, eccetera, quarta parte, ecco, terza parte, videogiochi arcade. Mamma mia, che belli, guarda, veramente un'opera da avere. Allora, e da un'opera del 2019 facciamo un salto da una parte all'altra, andiamo ad un'opera un po' più retro. Guardate che vi faccio vedere. Non lo so in quanti di voi ce l'hanno questo, Il mondo del computer e della Rizzoli Editore. Andiamo a vedere, scuola di informatica, ok? Guardate, Rizzoli Editore. Allora, questo è anni 80, mi sembra sia anni 80, 1987, sì. Questo Rizzoli Editore, l'evoluzione del computer. Guardate che ci mette come computer. Cioè, ovviamente tutto è partito da lì, dal pallottoliere, ok? Noi facevamo, cioè io ho mai fatto, cioè il pallottoliere, sì, forse all'asilo o alle elementari ce l'avevano fatto vedere, lo usavamo un po' più come giocattolo per fare pure mia figlia ce l'ha avuto un pallottoliere che gliel'avevano diciamo insegnato ad usare diciamo per fare i calcoli, e quindi diciamo un po' tutti lo conosciamo il pallottoliere, ma è questo che poi ha dato le basi effettivamente alla creazione. Poi ovviamente prima meccanici, come vediamo adesso, come vedete qui come viene affrontato proprio dall'inizio, proprio dagli elaboratori meccanici, quindi non elettrici come siamo abituati noi, che metti la spina e funziona l'elaboratore, no, questa era tutta roba meccanica, ovviamente, guardate, tutta roba meccanica. Bellissimo questo libro anche, fortemente consigliato, tutta roba meccanica per evolversi. Guardate questo, piano piano andava a nascere poi il calcolatore elettronico, quindi da meccanico si passa ad elettronico,
Guardate quanto erano grandi, qui c'è una foto, lì giù c'è un calcolatore elettronico, Era il Mark 1 quello che vi ho appena fatto vedere. Mark 1, era gigantesco il Mark 1, Mamma mia, che ricordi ragazzi, io non l'ho mai visto ovviamente, ma ovviamente l'ho studiato, è come se l'ho studiato avendo fatto anche il liceo scientifico a indirizzo informatico, diciamo un'infarinatura di tutto quello che sta scritto dentro questo libro ce l'ho. Guardate i primi, proprio i primissimi elaboratori elettronici dentro ai CED, quelli che venivano chiamati CED, i centri elaborazione dati, ok? E ricordano ovviamente molto il film di Star Wars che noi abbiamo praticamente tutti quanti visto, ok? E qui si comincia, vedi? Elettronica e microelettronica. Qui si comincia ad avere un monitor, una tastiera, una scheda madre e quindi passiamo da elettronica e microelettronica, l'hardware degli elaboratori, perché i computer venivano anche definiti elaboratori elettronici, ok? Quindi andiamo avanti, addirittura ecco qua la differenza tra valvole, transistor, processore, vedete? Come siamo riusciti a rimpicciolire l'elettronica al giorno d'oggi. Questo ecco è un libro dell'87, quindi voi pensate dall'87 di questo libro e già c'erano, vedete, dei processori che stavano sul dito, sull'indice di una mano, quindi non c'è da stupirci se oggi siamo arrivati ad avere, diciamo, tutto quanto qui dentro. Guardate quanto è sottile la possibilità di ricevere allora questo, un telefonino, è 3000 volte più potente di quel Mark 1, 3000, 3 milioni, non lo so, 3 miliardi di volte, non lo so, però è enormemente più potente di quel Mark 1 che occupava tutto un ufficio, ok? Qui si va avanti, vi fa vedere i transistor con le resistenze, pure a livello di elettronica, mettendo due resistenze sui due piedini esterni di un transistor. Piano piano così poi è nato alla fine il microprocessore. Si va a vedere diodi, vedete qui ci sono un po' di simboli di elettronica, che chi ha fatto informatica un'infarinatura di elettronica tra condensatori, diodi, resistenze, deve sapere, processori, diciamo un minimo di come funziona un diodo che fa passare la corrente in un verso solo, va bene, poi ovviamente uno conosce l'elettronica a seconda di quanto la può aver usata. Io ho lavorato anche molto sull'elettrica, anzi molto di più sull'elettrica, perché mi piaceva molto di più la parte solo elettrica, quindi una parte che andava su due cavi più uno, quindi due cavi più terra, soprattutto la 220, quindi elettronica, deviatori, interruttori, relè per quanto riguarda accensioni delle luci, eccetera. Però anche l'elettronica ha fatto un po' parte della mia vita, proprio perché lavoravo su qualcosa che ha a che vedere con l'elettronica. E qui guardate come passiamo al silicio, guardate, piano piano, rimpicciolisci, si è cominciato a lavorare ai processori sul silicio. Ah, ciao Conci! Io oggi farò una diretta molto veloce, diciamo farò vedere qualche libro, però sto facendo vedere questo che è veramente un passo nella storia dell'87, il mondo dei computer, e qui partiamo veramente dagli albori, dai computer meccanici, poi quelli elettromeccanici e quelli elettronici, i cosiddetti calcolatori elettronici,
che hanno messo le basi poi per i computer casalinghi. Ecco, guardate le unità a nastro su cui andavano memorizzati i dati. Dopo quei computeroni grossi che vi ho fatto vedere prima, che ricordano molto Star Wars, con i nastri giganteschi, che tanto venivano usati gli stessi nastri anche in ambiente audio e video, perché gli stessi nastri giganteschi erano usati nei Revox dentro le radio per trasmettere a ciclo, diciamo, quasi continuo, perché un Revox a seconda della lunghezza e della grandezza della bobina poteva durare anche 6, 8, 10 ore. Molte radio, soprattutto private, usavano i Revox per mandare la musica durante tutta la notte, perché tanto sapevano che una bobina durava almeno 6 ore. Poi c'era pure la possibilità, se era una radio che trasmetteva monofonico o in una qualità non eccelsa, non gli interessava tanto la qualità durante la notte dell'audio, c'era la possibilità di mandare il Revox a un mezzo della velocità, anche a un quarto mi pare, e quindi uno stesso nastro girava più lentamente, quindi diminuiva la qualità dell'audio, però durava, diciamo, il doppio, se non 4 volte tanto quel nastro, e quindi ci potevi registrare della musica, ti potevi registrare qualunque cosa da mandare in onda la notte, tanto quel Revox non si bloccava, andava avanti, e quindi quando si tornava il giorno dopo bastava soltanto riprendere, diciamo, la trasmissione corretta e poi sostituire la bobina e mettere quella nuova del giorno dopo. Ok? Questo però è per quanto riguarda, perché abbiamo visto delle bobine qui, mi riferisco a bobine tipo queste che venivano usate per backup dati. In questo caso, su questo libro si parla di quello, proprio per fare dei backup e per andare a memorizzare i dati, perché la memorizzazione dei dati è stata la cosa principale, perché noi potevamo avere tutti i computer che ci pareva, ma se non potevamo salvare i dati, tenerli lì anche in caso di mancanza di elettricità, era tutto perso. Quindi la memorizzazione dei dati è stato un altro grosso problema che è stato affrontato e risolto in tanti modi. Al giorno d'oggi, diciamo, usiamo gli SSD, gli hard disk a stato solido, che non hanno più niente di disco, di circolare, vengono chiamati così perché noi siamo abituati a sapere che i dati vengono memorizzati nell'hard disk, ma diciamo solid state disk, questo disk, quando non c'è più niente di tondo, non c'è più niente a forma di disco, è quasi una forzatura, anche perché gli SSD sono quasi tutti rettangolari, anzi tutti rettangolari. Questa è una scheda, come vedete, le schede e i PC cominciano ad entrare sui monitor e tastiere su una scrivania, e sotto la scrivania, come vedete, c'erano questi toweroni grossi, ok? E poi qui andiamo avanti, vabbè, ecco, cominciano ad esserci i primi calcolatori programmabili portatili. Questo è della Sharp, molto famosi sono anche quelli dell'HP, ok? Quindi qui c'è proprio la storia, vedete? Le prime macchine che scrivevano pure su rotolini di carta, ok? Quindi questa è l'evoluzione del computer. Guardate, piano piano, a me piace questa di foto che ricorda anche Wargames, vedete? Questa foto di due signori, di due persone alla scrivania con i due elaboratori elettronici. E poi qui, come vedete, su quest'altra pagina si cominciano a vedere anche i primi, tra virgolette, portatili, anche se diciamo con quello schermo che ci avevano e non si poteva non parlare, non potevo non trovare il nostro amico Commodore 64 su questa rivista. Il Commodore 64 ha fatto talmente la storia che se tu vuoi fare un libro del genere, e anche se parti da elaboratori che costavano milioni di lire negli anni 60-70, solo grandissime aziende si potevano permettere, non puoi non parlare del Commodore 64, ok? Quindi andiamo avanti, qui fa vedere anche l'uomo che è arrivato sulla Luna, sempre grazie ai calcoli fatti con i computer. Ok? Allora,
Andiamo avanti. Come vedete gli uffici cominciano ad essere dotati di elaboratori elettronici su ogni scrivania, e piano piano, ecco, vedete? E qui ti fanno vedere anche un Apple, ovviamente, l'Apple, eccolo qui, e comunque tutti i computer da scrivania di quell'epoca. Ok? Io vado un po' avanti più veloce perché sennò non arriviamo mai, anche perché questo è un libro molto molto interessante. Ok, poi vi fa vedere come i computer sono stati adoperati anche in questo caso per fare musica. Ok? Quindi viene trattato anche l'ambiente musicale fatto col computer, e qui stiamo parlando di un libro che è uscito nell'87. Ok? Non poteva mancare una pagina, un qualcosa dedicato alla telematica e al videotel, con tutto che nell'87, diciamo, in Italia eravamo in pochissimi ad avere il modem o l'adattatore telematico, che all'epoca si chiamava così, l'adattatore telematico, per connettersi poi con un computer ad un altro computer. Ok? Allora andiamo avanti. Per la serie ci sono delle riviste, guardate, questa è Videogames, mi pare che questa sempre degli anni, ovviamente dopo gli anni 2000. Volevo vedere se c'era una data, qua c'è un sommario, Panini Publishing, volume 1, la grande storia dei videogiochi. Guardate, questa è la grande storia dei videogiochi, non so se ve la riesce a mettere a fuoco la videocamera. Qui si parla, vedete, Apple 2, e però in copertina di questa rivista c'è il nostro indimenticabile Commodore 64, e qui dice l'epoca classica dal VIC-20 al Super Nintendo. Non ho trovato una data, allegato a Grandi Opere volume 3, la grande storia dei videogiochi, non vendibile separatamente. Vabbè, qui questo non si riesce ad aprire perché purtroppo si spagina tutto, però anche questo dentro è tutto a colori e c'ha un sacco di fotografie. Questo tra l'altro è fatto che questa parte dietro è un cartoncino e quindi non si riesce ad aprire bene. Guardate un po' qui. Questo gioco ovviamente vi ricorda Street Fighter. Allora, per quanto riguarda Street Fighter, facciamo un altro salto e andiamo a vedere quest'altro libro. Un attimo che metto un po' meglio questo. Questo è un libro completamente dedicato a Street Fighter. Questo tratta Street Fighter a 720 gradi, fa 2 volte il giro. Qui dentro è tutto dedicato a Street Fighter. Ok? Street Fighter è stato il picchiaduro che ha dato, diciamo, l'input a farne tanti altri, per quanto ce n'erano già, prima di Street Fighter, di picchiaduro anche a scorrimento orizzontale, che erano anche delle missioni. Ah, ti saluta! T'ha visto Congi che sei passata? Ti saluta Congi. Allora, e quindi qui, come vedete, questo diciamo questo libro tratta prettamente di Street Fighter a 720 gradi. Guardate tutti i personaggi di Street Fighter, ma ce ne stanno tanti altri, anche perché poi Street Fighter nel tempo, da quando noi lo vedemmo per la prima volta in sala giochi, poi uscì anche la versione per Amiga, fecero un porting che, almeno mio giudizio, per Commodore 64 faceva schifo, molto meglio gli Art Kung Fu e quelli là. The Way of the Exploding Fist era uno spettacolo, ma Street Fighter per Commodore 64 era meglio che non lo facevano proprio. Comunque su Amiga invece era molto molto bello il porting di Street Fighter su Amiga, e niente, da quando fecero quello lì, negli anni ne hanno fatte talmente tante versioni di Street Fighter e ci hanno aggiunto un sacco di personaggi.
ed è diventato anche secondo me un videogioco di quelli proprio indimenticabili, una pietra miliare nell'ambiente videoludico. Ok? E allora andiamo avanti. Diamo un'occhiata a un altro libro datato. Eccolo qua. Il Vic rivelato. Allora, questo è tutto, mi sembra che era tutto in inglese, sì, mi ricordo bene. Era tutto in inglese. Voglio vedere la data. 1982. Questo è l'autore. Ok? Qui dentro parla del, diciamo, di come accedere al VIC anche attraverso istruzioni in linguaggio macchina, in linguaggio assembly. Vedete tutte le locazioni di memoria, il codice binario. Insomma, è un libro, tra l'altro tutto scritto completamente in inglese, di come accedere. Guardate, questo è vedete, è pieno di poche. Anche nei listati basic ci sono poi i POC per poter accedere poi alle locazioni direttamente del processore. Vedete, qui spiega come scrivere una semplice lettera A. Ok? Quindi questo è un altro, diciamo, un altro volume che ha fatto parte della mia storia informatica. Vic Revealed. Questa è un'altra pietra miliare. Ok? Quindi bellissimo anche questo. Ritorniamo un po' su riviste moderne. Riconoscete tutti il grande Super Mario. Non c'è Luigi, quindi non lo chiamiamo Bros. E qui ovviamente non può mancare un'altra pietra miliare nei videogiochi, che è Bubble Bubble, il draghetto di Bubble Bubble. Vedete qui? Eccolo qui, Bubble Bubble. Ok? Questa è un'altra rivistina piccolina che c'era associato, diciamo, questo, i grandi classici del videogioco. Ok? E quindi videogames, azioni e mondi fantastici, l'immaginazione al potere, su videogames, la grande storia dei videogiochi. Ok? Allora andiamo sempre su quello moderno, rifacciamo. Questo un po' tutti ce l'hanno avuto, ne sono state stampate non lo so quante migliaia di copie, io mi pare che ce n'ho 3 o 4 di copie di questo qua. Questo è stato finito di stampare nel 1984. Il Commodore 64, per quanto riguarda il linguaggio macchina, non ha più segreti. Libro con cassetta, sulla cassetta c'era il compilatore del linguaggio macchina, l'ESMON, ok? Guardate, questi sono tutti listati in linguaggio macchina. Bellissimo, bellissimo, bellissimo. Allora, la live già è durata una mezz'oretta, doveva essere molto veloce, quindi adesso io vi faccio vedere così a grandi linee, per poi fare un domani una grande diretta. Magari cerco di... Buona cena Congi, ti chiamo più tardi, tanto la diretta è quasi finita. Faccio vedere le ultime cose molto velocemente e poi termino la diretta. Magari tra una mezz'oretta, tre quarti d'ora ti chiamo, così mi fai fare quella modifica su Twitch, che ci tengo parecchio. Comunque, questi i segreti del linguaggio macchina. Tutti quelli, diciamo, che hanno lavorato col 64, nella maggior parte dei casi sono passati e si sono letti quel libro. C'è anche questo di libretto del Commodore 64, anche questo di quell'epoca. Questo addirittura è del 1983, un anno prima di quell'altro, e questo è il Games Book del Commodore 64. Adesso vado un po' più veloce. Guardate invece questo numero speciale di Zap. Spettacolare. Questo è un numero speciale che non è mai uscito.
ok, guardate, un numero speciale che non è mai uscito, Zap speciale del 2015, questo è di ottobre 2015, ok. Altri libri dell'epoca, come vedete io addirittura del VIC 20 ne ho due, e questo qua dietro è del Commodore 64, sono stati questi. Io questi, come già in altre dirette ho detto e li ho fatti tanti vedere, di questi io ho scritto tutti i programmi sia sul VIC 20 e sia sul 64, anzi sul 64 mi fece arrivare la cassetta con i programmi già digitati e funzionanti e corretti, mentre per il VIC 20 me li sono scritti tutti quanti io e comprai anche l'espansione perché la metà di questi programmi richiedevano l'espansione da 3, 5 o addirittura 16k. Era 3, 8, 16k mi pare. 3, 8, insomma c'era l'espansione con i dip switch e questi programmi la metà giravano senza espansione, l'altra metà volevano un'espansione diciamo diversa a seconda del programma, ok. Andiamo a vedere invece una rivista dell'epoca, guardate un po', C più VG, computer più videogiochi, quello è Super Frog, e qua è scritto enorme Body Blows. Body Blows era un altro gioco di botte che ebbe un sacco di successo, certo non paragonabile a Street Fighter, ma guardate dentro queste riviste, a parte che erano a colori, erano bellissime. Newell, informatica, pieni di pubblicità, per carità, però la pubblicità che a noi interessava, cioè tutti i negozi che vendevano le espansioni, le modifiche, tutto quello che ci serviva per i nostri home computer o per le nostre console. In questo caso C più VG trattava sia i computer che le console di gioco, diciamo, ok. Newell informatica la faceva da padrone, pagine e pagine, guardate io giro pure quella dopo, sempre Newell informatica la faceva da padrone su queste riviste. Questa è bellissima, guardate, eravamo pieni di negozi di informatica che vendevano di tutto e di più, tra giochi, espansioni, modifiche, chip, drive, accessori ovviamente per i nostri computer, Dragon's Lair 3, questa era una preview addirittura, Amiga PC. Poi ci stanno, eccolo, Body Blues, vedete il picchiaduro? Body Blues, che poi esce Body Blues Galactic, ok? Ah, bello, 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 questo tutto bello. Sleepwalker che era il sonnambulo, guardate, vabbè, vado veloce perché sennò questa diretta non finisce più. Sempre per le riviste storiche, Console Mania, questa era una rivista della Xena Edizioni che riguardava però prettamente il mondo delle console, quindi ecco, Nintendo 64, all'epoca anche la PS1, la prima PlayStation, ma tutte diciamo console, non riguardava i computer come Amiga e Commodore 64. Guardate, questo è il Nintendo 64, eccolo, Nintendo 64, anche questo ha fatto la storia, perciò vi dico, questo riguardava soprattutto, ecco, il Sega Saturn, ce ne sono state tante di console che hanno fatto la storia, vedete tutti i negozi facevano le pubblicità a piena pagina, su 2 addirittura pagine, una al continuo dell'altra. All'epoca queste riviste aiutavano parecchio a vendere sia i giochi e sia gli accessori per le console. Ho visto un gioco che guardate che spettacolo, ragazzi, guardate, e questa era uscita per PlayStation ed è Puzzle Fighter 2. Comunque sono usciti talmente tanti giochi. Qua c'è sta Soul Blade, pure questo glielo faccio vedere subito a mia figlia. Chiara, non ve la faccio vedere a mia figlia, ma gli do in mano questa rivista. Chiara, tieni, guarda che era uscito, questo è il videogioco di Ranma, sfogliate sta rivista, poi me la ricordi. Mia figlia gli piace tantissimo Ranma, quindi si sta sfogliando adesso subito la rivista col videogioco. Allora, questa invece me la sono stampata io, Commodore Gazette,
una diciamo fanzine, una rivista fatta fan made, distribuita gratuitamente, e io la stampai a colori con la stampante laser. Ok? E questo fu quando noi partecipammo al Geek Sunday. Noi eravamo Morena Computer all'epoca. Vedete, questo è il volantino del Geek Sunday. Ok? E lo tengo qui per ricordo. Poi, sempre parlando di rivistine stampate da me, questo è da Informatica Religione, lo trovate sempre sullo stesso sito di Commodore Fan Gazette, e questa è dedicata prettamente ad Amiga. Sono poche pagine, non sono tantissime, ma a me quando le cose piacciono parecchio addirittura mi sono messo e me le sono rilegate in modo che diventassero effettivamente una rivista. Questo è un sistema di rilegatura permanente, e quindi questa, avendo messo anche davanti la plastica, diventa quasi una rivista normale. Ok? Questo non c'entra niente, vabbè, mi permette però di prendere la parola e di invitare tutti quanti ad andare sul sito starwarsstory.it. Questa è una diciamo dei tanti libri usciti su Star Wars. Io, come sapete, sono un fan di Star Wars, mi piace un sacco tutta la saga, infatti ho sia un sito internet sia un canale Telegram, cercate Star Wars Italia su Telegram, e sia una pagina Facebook dedicata a Star Wars. Ok? Star Wars che adesso in edicola attualmente stanno facendo uscire tutte le astronavi di Star Wars. Guardate il Conte Dooku, vabbè, Star Wars tra l'altro neanche c'entra, saltiamo. Questo è un altro numero sempre di Commodore Fan Gazette, correttamente rilegato, sempre con quel sistema che vi ho detto prima. Queste le trovate liberamente consultabili online. Questo è il numero 1. Guardate, questo è un Zap speciale che è scritto dagli stessi autori di Zap originale, che non c'ha niente a che vedere con questo Zap più piccolino. Vedete, questo è uscito un po' più piccolino, questo invece è più grande. È lo Zap speciale numero del 2002 questo, mentre questo è del 2015. Questo è del 2000. Tra l'altro Zap ha ricominciato ad uscire e a breve mi dovrebbe arrivare, così facciamo l'unboxing anche dei nuovi numeri di Zap. Quindi questo è Zap numero 52 speciale, eccoci qua. E questo me lo sono stampato tutto a colori, ok? Tutto a colori, lo mettiamo qua, questo insieme Zap qua. Sempre C più VG. Oh, si è bloccato qualcosa? No. Allora, sempre C più VG, e questo è Kenny Guerriero in copertina. Finalmente sul computer, forse c'è recensito Final Fight. Vediamo un po'. Voglio vedere perché a me quel gioco non mi piacque per niente. Vediamo un po'. Non lo vedo. Posta volevo vedere perché me lo ricordo questo numero. Final Fight 18, pagina 18, ce ne andiamo a pagina 18, faccio prima così, 18, eccolo qua. Final Fight doveva essere il gioco di Kenny il guerriero, ma sinceramente non me lo ricordava neanche lontanamente. Vabbè, forse un po' la storia, ma al di là della storia poco c'era. Comunque, andiamo avanti. Questa è un'altra rivista, si chiama Retro Game. Questa pure trattava ovviamente i retro game a 360 gradi, e direi di finire la diretta proprio andando a vedere. Guardate, questo mi pare che era il numero 1 di Retro Game. Guardate un po' perché c'ha una grandezza diversa rispetto a tutti gli altri, vedete? È un fuori standard, vedete quanto è più grande? Quello dietro dovrebbe essere il numero 1, e poi tutti gli altri, quelli con scritto così, Resident Evil, andiamo a vedere, Tomb Raider, tutte riviste, queste poi le sfogliate, queste poi le vedremo con calma. Star Wars, sempre Star Wars da tutte le parti ovviamente, Star Wars, Half-Life, vabbè, questo
sempre diciamo Half-Life pure è un After 2000, Metal Gear Solid, queste sono tutte pietre miliari, Super Mario, Retro Game, Super Mario. Questa è una rivista che è uscita negli anni 2000, è uscita neanche tantissimo tempo fa. Qui scrivono piccolo piccolo, ma non c'è, io volevo vedere l'anno, qui c'è l'editoriale, ma perché non ci scrivete mai l'anno? Gli voglio un bene dell'anima grosso, che anno è? Niente. Retro Game, c'è il prezzo, c'è tutto, ma neanche scritto piccolo piccolo, vabbè. Poi lo vedremo con calma. Ah, questo era 2017. 2017, dai. 2017 se riuscite a trovarlo. Questo è Pac-Man, un'altra pietra miliare. Ok, 2017. Donkey Kong. Vedete in copertina tutte pietre miliari. Donkey Kong. Zelda. Zelda. Capolavoro Nintendo. Zelda. Final Fantasy, in questo caso il 7, ma Final Fantasy è una serie bellissima di videogiochi. E poi c'è ovviamente dedicato a Street Fighter 2. Va bene, io questa diretta la concluderei qui. Abbiamo visto un bel po' di materiale, c'è parecchio di cui parlare nelle prossime dirette, nelle prossime live. Quindi io direi che ecco, su Console Mania per esempio possiamo finire la diretta. Come sapete, alla fine della diretta io vi invito a visitare i miei siti www.renijstore.it, che contiene tutto quello che ha a che vedere con la musica, quindi giradischi, amplificatori, casse attive, casse passive, amplificatori da associare a delle casse passive, console che poi sono divise anche in due, tra quelle stand alone, cioè che non richiedono PC e possono funzionare da sole senza niente, ci mettete le pennette o qualunque altra fonte, perché quelle più moderne ancora addirittura si vanno a connettere direttamente ai servizi di streaming audio, quindi ci trovate un po' di tutto, anche i mobiletti dove mettere i vostri apparati ludici o audio. Per esempio, se avete un amplificatore, una PlayStation, per esempio una piastra, perché siete ancora come me che usate ancora le cassette, ci sono ancora dei mobiletti molto carini su cui mettere, diciamo, uno sopra l'altro tutti questi apparati. Questo è per quanto riguarda renijstore.it. Legolando.it ovviamente riguarda prettamente il mondo dei Lego, quindi troverete tutti, diciamo, tutto ciò che riguarda i Lego a 360 gradi. Classe74.it invece è il sito principale che ha dato l'idea agli altri siti. Diciamo, da classe74.it potete partire e poi troverete tutti i link ai canali, diciamo, agli altri siti, diciamo un po' il sito principale, classe74.it. Ovviamente trovate anche sia il canale Telegram che la pagina Facebook di classe74.it, e poi c'è starwarsstore.it dedicato completamente alla galassia lontana lontana. Ovviamente anche pure Legolando, c'è anche il mondo del vinile.it che diciamo è nato da poco, da qualche mese, lì trovate tutto quanto ciò che riguarda i vinili. Quindi il mondo del vinile.it lo cercate sia su Telegram sia su Facebook, oppure scrivete direttamente il mondo del vinile.it su un browser web, e così sarete, diciamo, sempre aggiornati sui vinili vecchi, nuovi, picture disc colorati, eccetera. Ok? Detto questo, io vi saluto, vi auguro una buona serata a tutti quanti e vi do appuntamento alla prossima live. Alla prossima live vi invito a registrarvi sul mio canale e ad attivare la campanella, perché io, non sapendo quando ho 5 minuti per fare una diretta, non vi posso preavvertire, quindi io vado in live all'improvviso. L'unico modo che avete per sapere che io sto in live è attivare la campanella. Quindi attivate la campanella, registratevi al canale YouTube e io vi saluto. Buona serata, sono le ore 8:18 di questo 6 gennaio 2022. Un saluto a tutti da Reni Retro, grazie!